In questa prima puntata vi parlerò della storia dell'indipendentismo. In Sardegna il sentimento separatista di reazione al trattamento riservato alla Sardegna dallo Stato italiano dopo che i sardi avevano versato il sangue di 80.000 soldati morti sugli altipiani e nelle trincee del Carso, questo sentimento si sviluppa fortemente in Sardegna e anche lo stesso Camillo Bellieni, il primo ideologo del sardismo e del partito Sardo d'Azione, dice che la separazione della Sardegna è possibile per il trattamento che è stato riservato ai sardi dopo il sangue versato nel corso del primo conflitto mondiale. Quindi dopo il 1918 si sviluppa il separatismo in due fasi distinte. La prima fase va dal 1918 al 1926, la seconda fase dal 1944 al 1959. Però il separatismo era una delle facce dell'indipendentismo. Il separatismo era un sentimento di reazione, non era un sentimento propositivo, non aveva programmi politici chiari, né programmi economici, né programmi linguistici, non si parlava di nazione sarda. Soltanto dopo il 1959, grazie ad Antonio Simon Mossa, che introduce due nuovi vocaboli, indipendentismo e indipendentista, primo in Europa, poi tutti gli altri movimenti indipendentisti d'Europa, facenti parte delle nazioni senza Stato. Anche questa espressione è creata dal grande architetto Antonio Simon Mossa, dopodiché tutta l'Europa utilizza questo termine. Allora, durante il primo periodo, chi si pronunzia a favore del separatismo sono lo stesso Camillo Bellieni di Chiesi, Luigi Battista Pugioni di Ozieri, Nicola Valle di Cagliari e Bastia Pirisi di Villanova Monteleone, che allora faceva parte del partito Sardo d'Azione, mentre dal 1944 in poi Bastia Pirisi fuoriesce dal partito Sardo d'Azione e fonda la Lega Sarda, che aveva come giornale La Voce dei Combattenti, e anche lui comincia la sua battaglia per il separatismo. In quel periodo, dal 1944 sino al 1959, i separatisti sono Luigi Battista Pugioni, Luigi Battista Pugioni di Ozieri, Bartolomeo Soggiu di Sassari, Francesco Dore di Dorgali, Antonello Bua di Oschiri, Antonino Cambule di Padria, Ferruccio Gianu di Laerru, i fratelli Angelino e Battore Corronca di Scano Montiferro, Gian Giorgio Casu di Berchida e tanti altri minori dei quali non faccio i nomi. Questo è come si sviluppa il separatismo in Sardegna. Ciao a tutti, per oggi ho finito, ci vediamo alla prossima puntata per parlarvi di Antonio Simon Mossa.